Scopri l'eccellenza della grafica digitale con Digital Vision. Situati in via Giorgione, 13 a Ramon di Campagna TV, offriamo soluzioni innovative e personalizzate per trasformare le tue idee in realtà. Affidati a noi per stampe di alta qualità, design creativi e servizi digitali su misura. Digital Vision, il tuo partner di fiducia per una comunicazione visiva vincente. Un luogo dove la ristorazione diventa esperienza. Nel cuore di Vicenza, unisce cucina, convivialità e cultura del gusto in un ambiente elegante ma autentico, capace di far sentire ogni ospite parte di qualcosa di speciale. Qui la tradizione italiana incontra la creatività contemporanea, piatti curati nei dettagli, ingredienti selezionati, lavorazioni artigianali e una cucina che valorizza sapori riconoscibili ma mai scontati. Accanto alla proposta gastronomica, la pizzeria esprime lo stesso spirito, impasti studiati, materie prime di qualità e abbinamenti che vanno oltre l'ordinario. Ovosodo è anche ricerca e scoperta. Una cantina importante, degustazioni guidate, eventi esclusivi e format esperienziali trasformano ogni visita in un percorso da vivere. Non solo da assaporare. Dalla cena quotidiana alle serate speciali, dagli spazi intimi alle esperienze private. In un ambiente dinamico, raffinato e accogliente, dove il tempo rallenta e il piacere della tavola diventa protagonista. Un ristorante, una pizzeria, un luogo da vivere. Zona Futsal torna live per la quarta puntata, è passato un mese dall'inizio di questa nuova avventura e siamo sempre qui sul canale Facebook, canale YouTube della LND del Veneto e quello dei Futsal Veneto TV per raccontare il dietro le quinte del calcio a 5 regionale. Abbiamo qua due ospiti, andiamo subito a presentarveli. Cristian Munteano, giocatore del Dragon Futsal. Ciao Cristian, benvenuto. Buonasera e grazie dell'invito, ben trovati. E poi abbiamo Luca Giampaolo, il tecnico fresco di Rivittoria della Serie A2 Elite con il Vino Mite di Petrarca. Ciao Luca, benvenuto. Buonasera a voi e grazie di essere qua. Da casa invece andiamo subito a salutare Lisa, il tecnico, Lisa Molon, tecnico del Cornedo, Futsal Cornedo al femminile. Ciao Lisa. Buonasera a tutti. E poi abbiamo una doppietta marca Futsal Montebelluna con il vicepresidente ed ex giocatore di un certo livello Alberto Bazzerla. Ciao Alberto. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Ciao a tutti. E Giobatta Bianchini, che è responsabile della marca Futsal Montebelluna del settore giovanile. Buonasera a tutti, ciao. Il vostro testo ovviamente è qua in prima linea, dietro le quinte alla regia Michele Di Giambattista e Andrea Di Giambattista. Visto che ha il microfono in mano, vado subito da Luca Giampaolo, perché insomma la vittoria fresca della 2 Elite, un inizio così, poi un filotto di vittorie hanno suggellato quella che è il grande ritorno del Vino Mite di Petrarca nella Serie A, nella serie che conta. Sì, come hai detto tu, è andata bene. Siamo partiti senza nessun tipo di pretesa, senza nessun tipo di richiesta da parte della società eccessiva. Volevamo fare un buon campionato, ma la cosa principale era quella di poter far giocare il misto tra senior, giocatori affermati, giocatori forti che abbiamo in rosa già da diversi anni, con tutti quei giovani del nostro settore giovanile cresciuti proprio nelle giovanili del Petrarca, e quindi riuscire a fare questa impresa dopo aver comunque toppato le prime 4-5 partite. Non abbiamo fatto benissimo, poi ci siamo ricompattati, abbiamo deciso di mettere altre persone in altri ruoli, quindi il lavoro di quest'anno è maggiormente gratificante e mi dà una grandissima soddisfazione, proprio perché nasce da una richiesta di campionato di buon livello, ma niente di più. E invece riuscirlo a vincere, portarlo avanti e portarlo al termine con 3 giornate d'anticipo e di nuovo tornare in Serie A è stato per me forse tra le più grandi soddisfazioni che abbia vissuto in questi quasi 30 anni di carriera nel mondo del futsal.
Romano di nascita, ma padovano d'adozione, perché insomma è già un bel po' d'anni, insomma i 10 sono passati, o anzi ci sei vicino e comunque hai regalato grandi emozioni al popolo del Petrarca, emozioni che il Calcio 5 del Veneto ti augura di rivivere anche la prossima settimana quando sarete impegnati nelle Final Four di Coppa. C'è l'esordio venerdì prossimo con il Canicattì, insomma, cosa ti aspetti e cosa dirai ai tuoi ragazzi per cercare quel double difficile, ma che comunque non è impossibile? Allora, intanto sì, sono romano di Roma, di Ostia, però insomma sono 9 anni che lavoro per il Vino Mito di Petrarca, sono veramente contento. Il Veneto, Padova, la città di Padova, insomma, ma soprattutto il mondo Petrarca mi ha accolto e mi ha regalato tantissime soddisfazioni e io insieme a loro le ho potute vivere. Quindi abbiamo vinto la Serie B subito, 9 anni fa, poi abbiamo vinto la 2. Poi abbiamo fatto dei grandissimi campionati di Serie A, tra cui il record di 11 vittorie consecutive, insomma quello a cui tengo particolarmente in Serie A. Poi tra retrocessioni e risalite, insomma è il quarto campionato che vinciamo insieme, quindi veramente un percorso bello da raccontare poi un giorno a chi verrà. Per quanto riguarda la semifinale di Coppa Italia che andremo a fare fra una settimana e mezza, non dobbiamo dimenticarci però che prima c'è un'altra gara di campionato sabato, anche se abbiamo vinto noi la giocheremo con la massima professionalità e il massimo impegno anche per arrivare al meglio a quella che sarà la semifinale di Coppa Italia con il Canicattì, una squadra che stiamo studiando. I miei collaboratori in questo momento stanno lavorando affinché io abbia tutto il materiale possibile per affrontare al meglio il Canicattì ma ci penseremo dal lunedì successivo alla gara di Real Fabbrica di sabato che, ripeto, è un turno difficilissimo, una trasferta difficilissima ma che affronteremo col massimo impegno. Trasferta lunga dove il Petrarca andrà sicuramente per onorare al meglio la sua presenza e far vedere insomma che è la squadra da battere e lo confermerà. Assolutamente, noi abbiamo deciso all'inizio dell'anno di giocare tutte le gare al massimo per cercare di vincerle. Ovviamente non si può vincere sempre, ovviamente abbiamo fatto già diverse sconfitte e tutte fuori casa, quindi sappiamo che affronteremo una squadra che avrà il dente avvelenato per cercare di riuscire in una salvezza, ma noi dovremo dare il massimo, noi giocheremo per il massimo, anche per, ripeto, per preparare al meglio quella che può essere la settimana dopo il turno di Coppa Italia che ci vede ad Ancona in semifinale, quindi a sognare quella che potrebbe essere una finale da giocare poi tra la vincente, tra Benevento e Cesena, che vinca il migliore nella nostra semifinale e che vinca il migliore nella loro. E noi da Veneti speriamo insomma che il Petrarca possa portare ancora in alto il nome del Veneto. Al tuo fianco Cristian Munteanu, giocatore del Dragon Futsal, anche per voi doppio impegno, parliamo di Serie D, poi andremo anche ad analizzare quelle che saranno le finali di Coppa di C2D del 11 e 12 aprile a Tombolo, però intanto la speranza in casa Dragon è quella di bissare la vittoria del Petrarca. Avete 10 punti di vantaggio, mancano ancora 4 giornate, potrebbe essere anche per voi domani il giorno della grande festa. Allora intanto faccio i complimenti al Petrarca perché quello che hanno fatto loro è qualcosa di speciale, sicuramente che entra a fare la storia. Grazie. E in bocca al lupo per gli impegni che vi sono rimasti. E invece guardando in casa nostra mancano ancora 5 partite di cui noi abbiamo il vantaggio di 10 punti, però con una partita in più. Domani andiamo a affrontare il Promo fuori casa, sì, consapevoli che vincendo possiamo portare a casa 3 punti pesantissimi. Il nostro obiettivo è quello. Però i punti a disposizione sono ancora tanti, quindi non ci sbilanciamo e rimaniamo concentrati per quello che è domani sera. Chi in settimana ha vissuto una grande serata e andrei allora con le immagini e il video a casa di Lisa Molon, la casetta del Cornedo, è stato proprio il Futsal Cornedo. Parliamo un attimo di quello che è la parte maschile con la semifinale di Coppa Divisione contro l'Active Network, una semifinale persa per un nulla. Quante emozioni, Lisa, avete vissuto al Pala De Gasperi, un Pala De Gasperi che come ogni santa partita del Cornedo è straripante di tifosi. È stata una partita indimenticabile, come quella contro l'L84. Quest'anno veramente stiamo vedendo delle prestazioni
incredibili di cuore da parte della squadra e l'atmosfera è incredibile ogni volta, il Pala De Gasperi si riempie di tifosi e stanno facendo veramente delle grandi cose, è un pezzo di storia. Sì, ti hanno sfrattato dalla casetta, allora bisogna dire al buon Ciatti, al buon presidente Bulleghin che magari bisogna pagarla la bolletta della corrente, sei costretta a stare lì fuori al fresco, ma cosa si fa per il futsal? Una serie A2 importante, quella al maschile, poi ripeto, andremo anche a parlare ovviamente del femminile. Una serie 2, però aspetta un attimo, scusami Lisa, ma mi arriva dalla regia un messaggio, una lavagnetta, poi torneremo a parlare perché abbiamo in collegamento Marco Guidolin, presidente del Carmen Vision Longare, con una graditissima sorpresa, eccolo qua, Beppe Cuomo, grande Beppe! Ciao, buonasera a tutti. Beh, per chi non lo conosce, lo conoscono, giocatore difensore con i crampi dell'Ana Rossi Vicenza, però fantastici anche quei crampi. Finalmente avete riportato il LAN in Serie B, complimenti. Tra poco sarai lì a Longare per parlare con i tantissimi tifosi, però prima volevi fare anche un saluto importante. Sì, assolutamente. Volevo fare prima cosa le congratulazioni al Vicenza Calcio a 5 per la vittoria. Complimenti davvero. E fortunatamente stiamo portando in alto tutta Vicenza, che è una cosa stupenda perché questa città se la merita. E poi volevo ringraziare anche il presidente della Carmen Vision che è qui con me e che stasera passeremo una bella serata sicuramente. Beh, adesso le immagini, Michele, fa vedere perché no, quando uno ha la giacca deve sempre avere il fazzoletto dentro. Vediamo se la regia mi inquadra. Michele ha un pensierino anche io, Michele. Eccolo qua, eccola qua la mia sciarpa che era ben presente allo stadio. Allora saluto anche Bruno. Ciao Beppe, questi sono grandi colori e speriamo di vivere ancora grandi emozioni il prossimo anno e complimenti ovviamente a tutto il Vicenza, finalmente siamo tornati nel calcio che conta. Grazie mille, buona serata. Ciao, buona serata, grazie Beppe, grazie ovviamente a Marco Guidolin, in bocca al lupo e complimenti anche a Carmen Vision Longare per quello che ha fatto con Storie di Sport, ha fatto raccontare le storie di vita, di passione, di sacrificio, tanti sportivi, l'ho fatto lo scorso anno, quest'anno è la seconda edizione e quest'anno, questa sera insomma sarà una grande festa. Io intanto mi tengo qua stretta la mia sciarpetta, avevamo salutato anche Lisa Molona, adesso andiamo anche a salutare nuovamente e a sentire le voci di Alberto Bazzerla e Giobatta Bianchini della marca Futsal. Alberto, partirei subito da te. Qua abbiamo parlato un po' di vittorie, quest'anno invece la marca in C1 c'è da soffrire e la salvezza sarà la vostra vittoria. Sì, hai detto bene, purtroppo dopo un girone andata piuttosto convincente, il girone di ritorno è veramente un brutto girone di ritorno, diciamo quello che è. E abbiamo fatto solo un punto in tutte le partite del girone di ritorno, quindi sicuramente sarà difficile, è un'impresa ormai, però insomma, mancano 2 partite per noi perché c'è anche il turno di riposo e daremo il massimo per poter arrivare ai play-out. I play-out sono il vostro obiettivo, quello che però mi premeva anche a chiederti, perché poi ne parleremo anche sicuramente anche con Luca Giampaolo, nonostante le difficoltà, nonostante tutto, sarebbe stato comodo e semplice lasciare a casa Gigi Regondi, il tecnico, invece avete continuato, segno comunque che c'è fiducia in quello che è il lavoro del mister. Beh, assolutamente, Gigi ha un curriculum che parla da solo, sicuramente è una persona che ne sa parecchio di calcio a 5, anche a livello personale io ho un ottimo rapporto con lui e continuerò ad averlo anche in futuro e ovviamente ho massima fiducia in quello che lui fa. Siamo tutti nella stessa barca, non è una colpa di qualcuno, è colpa di tutti e quindi ognuno si prende le sue responsabilità e si proverà fino all'ultimo a lottare. Noi non stiamo mollando, ovviamente le difficoltà sono tante, però mai dire mai, insomma, non molleremo. Luca, Giampaolo, torno un attimo da te. Marca Futsal sta lottando per salvarsi in Serie C1, nonostante i risultati che non siano i dei migliori, però continuano con l'allenatore che ha iniziato il lavoro. Nel
tuo mondo, insomma nel vostro mondo, nel nostro mondo del calcio a 5 come quello del calcio, la testa del mister è sempre quella che viene tagliata per prima, giusto? Cosa puoi dire a una società che comunque crede nel lavoro del suo allenatore? Ma io da allenatore posso soltanto che dire che è la scelta giusta, nel senso che posso sembrare di parte. Io ho vissuto nella mia carriera, ripeto, questi sono 28 anni quest'anno che alleno ininterrottamente, ho subito 6 esoneri, quindi come ho vinto 11 campionati e 4 Coppe Italia, quindi l'allenatore ha un progetto in testa, cerca di metterlo in pratica con la propria squadra e vi posso garantire che qualsiasi allenatore dà il massimo e cercherà sempre il massimo per cercare di fare il risultato. A volte non ci riesce per motivi che possono essere anche legati alla sua persona, a volte non crea quella giusta alchimia con i calciatori, ma a volte è semplicemente l'ambiente o il livello dei propri atleti. Quindi io credo che lasciar lavorare l'allenatore sia la forma più intelligente che può fare la società. Cosa consiglio alle società è quello di scegliere con una certa attenzione l'allenatore all'inizio, perché poi dopo 4 giornate cambiarlo vuol dire aver fatto una scelta frettolosa. Se si dà fiducia a una persona va portata avanti. Restando in tema di Vinomitali Petrarca, direi allora di andare ad ascoltare il primo clip che ci ha mandato il buon Nicola Cecchinato di c5time.it, che racconta un po' quello che è stata la stagione della formazione petrarchina. Benvenuti a questo quarto appuntamento con Zona Futsal. A nome di tutta la redazione di C5 Time desideriamo rivolgere i nostri più vivi complimenti alla società Petrarca Calcio A5. Un plauso va al presidente Paolo Morlino e alla guida tecnica di mister Luca Giampaolo, figura che non necessita di presentazioni dato un curriculum sportivo che parla da sé, per aver riportato il futsal padovano nell'Olimpo del calcio A5, la Serie A. La stagione 2025-2026 nel girone A di Serie A2 Elite è stata costruita mattoncino dopo mattoncino, frutto di un progetto tecnico impeccabile che non ha lasciato scampo alle avversarie. I numeri, d'altronde, fotografano un dominio assoluto, un primo posto conquistato grazie a 17 vittorie, 2 pareggi e solo 4 sconfitte. Con 87 reti realizzate e la miglior difesa del torneo, appena 50 gol subiti, il Petrarca si è seduto con pieno merito sul tetto del campionato. L'elogio va a mister Giampaolo e al suo staff di collaboratori, dal vice Luigi Sposato al team manager Lorenzo Carrozza, passando per l'esperienza di Lucio Valso e Paolo Mingatti. Questa squadra ha avuto il coraggio di credere e lanciare nel panorama nazionale giovani talenti come Davide Lucacel e Francesco Mascambruni, classe 2007, Manuel Medea, 2006, Simone Cacero, 2005 e i 2 formidabili portieri Roberto Furlan e Pierluigi Scorzo, fino al debutto record del giovanissimo Pietro Sottile, un classe 2009. Questi ragazzi sono cresciuti tecnicamente e agonisticamente fianco a fianco con professionisti del calibro di Parrel, Raffigna, Molaro, Barbieri, Feverati e Ben Lamrabet. Il presidente Morlino e la società sono stati sostenuti da una tifoseria calorosa, capace di trasmettere un entusiasmo travolgente. La città di Padova merita una realtà come il Petrarca Calcio A5, capace di rappresentare con orgoglio questo sport nella massima serie. Vogliamo inoltre segnalare che l'impronta di mister Giampaolo e il suo vice Luigi Emanuele Sposato non si limita al parquet. Il 3 marzo 2026 segna una data spartiacque. È uscita infatti l'opera monumentale di 284 pagine dal titolo Il metodo Giampaolo, i 24 principi imprescindibili del mio futsal. Un volume che consigliamo caldamente a tutti gli addetti ai lavori, dove Luca Giampaolo racchiude i principi di gioco sviluppati in quasi 30 anni di carriera. Grazie a un pratico QR code il lettore può accedere a oltre 200 video per osservare l'applicazione pratica dei concetti sul campo. Un testo adatto a ogni figura del futsal disponibile su Amazon. Arrivederci alla prossima puntata. Un saluto da Nicola Cecchinato di C5 Time e buona vita a tutti. Buona vita anche a te Nicola Cecchinato. Allora eccolo lì il volume che Luca Giampaolo ha in mano, il tuo libro, il metodo Giampaolo, ovviamente scontato. Perché lo consigli agli allenatori e comunque agli addetti ai lavori? Ma abbiamo lavorato tanto, io e Luigi Sposato abbiamo lavorato oltre un anno su questo progetto, abbiamo sentito la necessità di
di raccontare a tutto il mondo del calcio a 5, agli addetti ai lavori, agli allenatori, ai dirigenti, ai giocatori, quello che potesse essere il mio modo di vedere il futsal. Sono, ripeto, 28 anni che alleno, in questi 28 anni ne ho viste di tutti i colori, ho visto successi e insuccessi, e da questi ho creduto che si potessero creare appunto una serie di principi, secondo me, imprescindibili, ne abbiamo raccolti 24, nei confronti del quale io credo che il mio gioco si articoli. Credo che tutti i miei successi nascano dal migliorare i calciatori facendoli rendere al massimo delle proprie potenzialità, e questo libro potrebbe essere d'aiuto a tutti quegli allenatori che magari non si sentono così leader nelle loro squadre. Io ho pensato che ricevendo tante lettere, tanti messaggi durante gli anni, che alcuni allenatori non si sentono adeguati o all'altezza dei loro gruppi, non sentono di avere in mano il polso della situazione. Ecco, io credo che sviluppando un'identità propria del proprio gioco, un allenatore possa sentirsi meglio all'interno del proprio gruppo, essere più leader e cercare di ottenere il massimo dai loro giocatori. Io l'ho pensato per questo. Non vuole essere la verità assoluta, perché non ce l'ho io e non ce l'ha nessuno. È soltanto il mio modo di vedere questo gioco che, ringraziando Dio, mi ha portato delle soddisfazioni importanti. Soddisfazioni importanti Posso dire lanciando... che si trova su Amazon, insomma, quindi è acquistabile su Amazon, insomma. Dicevi appunto soddisfazioni importanti, soddisfazioni sono anche quando mandi in campo dei giovani. Allora andiamo da Giobatta Bianchini, che con i giovani lavora tutti i giorni, lo sei stato anche tu assieme ad Alberto, insomma eravate giovani, perché gli anni passano per tutti, ai tempi della Marca Futsal, quando la Marca Futsal navigava in Serie A e sfidava nei grandi derby Griffo e Luparense. Quanto è bello sentire insomma che una squadra vince la 2 Elite con dei giovani 2008, 2007, 2009, e quanto ti dà stimolo, Giobatta, per continuare a credere nel lavoro che stai facendo, che state facendo voi alla Marca con i più giovani. Intanto buonasera di nuovo a tutti quanti. Rinnovo anch'io invece i complimenti al mister e al Petrarca per i successi meritati, chiaramente. E sì, assolutamente per noi è esattamente questo l'obiettivo che ci siamo dati con Alberto e con tutto il nostro staff, ovvero quello di dare un sogno ai nostri ragazzi, che è quello poi di, una volta completato tutto il percorso del giovanile, di poter poi appunto accedere al mondo dei grandi. E chiaramente come primo obiettivo sarebbe quello di far sì che i nostri ragazzi possano accedere alla nostra prima squadra, quindi per l'appunto aprire le porte al calcio 5 da adulti, e perché no, poi magari invece anche di dar via invece a una possibile carriera anche altrove, anche insomma in livelli diversi da quello in cui per il momento ci troviamo noi, ecco. Anche Elisa Molon è stata giovane, la carriera insomma costruita nelle giovanili del Futsal Cornedo, un Futsal Cornedo che ora alleni, parliamo di calcio 5 femminile. Com'è stata l'evoluzione in questa puntata? Come succede sempre, insomma si passa da una parte all'altra, si parla un po' di tutto quanto, perché mettere insieme 5 ospiti di 5 mondi diversi non è mai semplice, però ci sono sempre degli assist. Allora appunto Lisa, com'è stato il cambiamento? Come vedi tu il cambiamento da quando eri in campo che giocavi a quando ora sei fuori dal campo ad allenare? Beh, chiaramente è molto diverso. Diciamo che nel mio caso ho smesso di giocare non per scelta, ma per necessità, per dei problemi cardiaci che mi hanno trovato. Ho deciso in realtà è nato un po' da sé il cambio di prospettiva. Mi hanno coinvolto quelli del Futsal Cornedo con Nicola Ciatti nel progetto femminile che è nato nel 2020, e da lì è un po' nata da sé la necessità di trasmettere la passione per questo sport tramite un'altra cosa, cioè allenare. È tutta un'altra cosa, chiaramente c'è meno sfogo, come dire, non si riesce a giocare, è diverso perché c'è molta più logica, tutta la programmazione, metodologia, la parte di studio, mentre quando si gioca è molto diverso. Dopo ho smesso quando avevo 18 anni, quindi ho avuto anche poca esperienza, diciamo, di campo.
sto cercando di curare adesso molto di più quella dalla parte delle panchine, studiando e formandomi molto. Un passaggio comunque anche per le tue giovani ragazze, perché lo scorso anno avete sfiorato la vittoria nella finale con il Dueville e sabato, l'abbiamo detto che in apertura, sarete in casa del Corazzata Bologna che si sta giocando il primato in classifica con 2 punti di vantaggio sul 10 Martiri. Come sono stati questi mesi, insomma, di passaggio da un campionato regionale al palcoscenico grande che vi ha portato più volte anche in Emilia-Romagna? Diciamo che la necessità di fare questo campionato nasce dal fatto che non esiste un settore, o meglio, esiste un settore giovanile e femminile, ma solo amatoriale, quindi Endas, e comunque interregionale con poche squadre. Noi avendo un progetto con un gruppo affiatato di molte ragazze che vanno avanti insieme da più anni, sentivamo la necessità di metterle a confronto con un campionato vero e proprio, quindi giocando ogni weekend contro delle squadre preparate. Ovviamente è tosta affrontare il campionato, in quanto appunto Emilia-Romagna giochiamo con una squadra che è principalmente di minorenni, quindi è un po' complicata la logistica, muoversi, eccetera, ma molto formativo sicuramente soprattutto dal punto di vista dell'aspetto di quanti minuti giocano e di quanta possibilità di fare esperienza hanno durante questa stagione. Torniamo qui in studio, tra pochi minuti manderemo via cartellino rosso per Luca Giampaolo, deve andare ad allenare, trasferta sabato, e allora visto che oggi è la festa del papà, 19 marzo, insomma è una festa particolare perché tu alleni tuo figlio e ce l'hai sempre lì, e vorrei giusto per capire insomma com'è il rapporto, perché insomma non penso che siano sempre bei momenti, ci sono anche dei momenti difficili. Come riesci a gestire, esperienza ne hai da vendere, però come riesci a gestire questi momenti, ma anche di incomprensione e come anche di felicità con tuo figlio? Ma hai ragione, inizialmente avevamo delle perplessità, no? Poteva sembrare diverso, invece la grande professionalità di mio figlio Roberto, ma credo anche la mia, ha fatto sì che insomma noi al campo siamo esattamente come allenatore e giocatore. Fuori lavoriamo tutto il giorno, chi col settore giovanile da una parte, chi con le scuole calcio dall'altra, quindi sicuramente non ci incontriamo mai, lo vedo al campo, quindi al campo è semplicemente un calciatore, la squadra sa che è un calciatore esattamente come tutti gli altri, il livello tecnico è molto alto, il giocatore è un giocatore dal profilo importante, lo scorso anno è stato convocato in nazionale, insomma, quindi non c'è mai il dubbio se possa godere, no, di qualche occhio di riguardo, perché il calciatore è sotto gli occhi di tutti, quindi questa normalità e questa tranquillità ha fatto sì che il rapporto potesse essere sereno, la squadra è serena e sinceramente il livello della squadra si è alzato anche grazie alle prestazioni che ha fatto. Luca, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, buon allenamento, complimenti ancora per la vittoria del campionato, una stravittoria. La speranza è quella di risentirci, ma in collegamento con qualcosa di più importante. Salutami Frate Mamolaro, mi manca, salutami tutti quanti. Grazie ovviamente anche a Paolo Morlino, presidente del Vino Mite di Petrarca. Lasciamela dire una cosa, io sono 9 anni che sono al Vino Mite di Petrarca e quindi non posso fare altro che ringraziare la mia società, il presidente Morlino, per la stima incondizionata e la fiducia che tutti i giorni e tutti gli anni mi trasmette ai nostri ragazzi, perché è vero che abbiamo dei grandi giocatori, è vero che abbiamo un grande settore giovanile, ma dietro c'è uno sforzo enorme e ci sono dei sacrifici enormi da parte della società, questo non va mai dimenticato. Se oggi tutti i ragazzi giovani giocheranno il prossimo anno in Serie A e sono parte decisa della nostra rosa, è anche perché ci sono anni e anni di lavoro della società e dei collaboratori tecnici. Grazie per l'invito, scusate che devo scappare via, comprate il libro su Amazon, grazie, questo è importante, e un abbraccio a tutti voi e congratulazioni anche per il futuro. Grazie Luca, grazie per essere stato qui con noi. Mi ricollego, visto che Luca allena il figlio Roberto, possono esserci delle incomprensioni, andrei da
Alberto Bazzerla, perché tu Alberto, la domanda simile, non uguale a quella che ho fatto a Luca, ma fino a 1 anno e mezzo fa, 2, forse mi sbaglio, l'anno scorso eri in campo, eri il capitano della marca, tanti record e poi sei passato dietro la scrivania. Come hai saputo contenere i rapporti comunque con quelli che erano i tuoi amici in campo, poi a essere loro dirigente? Soprattutto in questa stagione qui, che è una stagione molto difficile a livello di risultati, anche noi società dobbiamo lavorare per farci sentire e per dare un appoggio ai ragazzi. Quindi sicuramente l'importanza del rispetto dei ruoli è fondamentale. E devo dire che cioè, non ho avuto grosse difficoltà, per carità, i ragazzi li conosco da tanti anni, il gruppo è storico, e quindi forse anche questo ha facilitato, però bene, insomma, la difficoltà c'è stata solo mentale inizialmente, poi in realtà non c'è stata. Mentre Alberto parlava, scorrono le immagini di Roploz, che ringraziamo, partner video tecnico di Zona Futsal. Erano le immagini degli highlights che ogni lunedì vengono riproposti sulla pagina, sul canale, perché bisogna essere corretti, YouTube di Roploz. Intanto si sistema la regia, deve allargare la telecamera perché è andato via Luca Giampaolo ed è arrivato qui a sedersi vicino a Cristian Munteanu Michele Di Giambattista, che lo vediamo qui inquadrato. Giustamente bisogna allargare la telecamera. Eccolo qua. Ciao Michele, responsabile del Calcio 5 del Veneto, nonché fondatore di questo progetto. Benvenuto Michele, poi parleremo e analizzeremo anche cos'è Zona Futsal. Buonasera a tutti intanto. Io direi di dare di nuovo il microfono a Cristian, perché ha detto voglio parlare poco, ma però mi starà dicendo sì, ma non voglio parlare così poco, fammi parlare. No dai, a parte gli scherzi. Giampaolo ha portato via un po' di pressione, con un elemento come lui non è facile. Dai. Cristian, intanto arriva il saluto a Lisa da parte di mister Omar Barilani e ci fa anche i complimenti. Ciao Omar. Cristian, tu lo scorso anno, gli ultimi anni, soprattutto lo scorso anno, hai vissuto grandi emozioni con lo Jesolo, hai avuto modo anche di giocare alla Belbote Arena quando io commentavo, avete vinto la Coppa. Ora hai sposato il progetto del Dragon Futsal, perché questo cambiamento e dove vuoi portare questa nuova realtà? Allora sì, hai detto bene, l'anno scorso ero allo Jesolo, della stagione non posso parlare perché ho vissuto una stagione indimenticabile e credo che mi porterò dietro per sempre un bellissimo ricordo di tutti, della società, dei giocatori e di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. E faccio in bocca al lupo allo Jesolo, che spero che si salvi il prima possibile. Questo progetto sposato, nel senso questo trasferimento è stato causato perché sono diventato papà per la seconda volta e a casa comando io ma decide la moglie, e quindi ho dovuto fare questa scelta qua perché abitando a 1 ora di strada da Jesolo mi veniva molto scomodo, poi non potevo sposare un impegno così pesante. Abbiamo deciso di passare qua al Dragon perché siccome noi siamo una squadra che siamo venuti sotto in categoria un po' più grande 2 anni fa, fino a 2 anni fa eravamo un gruppo che faceva i soliti tornei amatoriali l'estate, e l'anno scorso si sono iscritti al campionato, sono arrivati quinti e sono andati ai playoff, non sono riusciti a far di più. E quest'anno non
chiedendo tanto impegno, perché noi siamo una squadra che in quest'anno ha fatto 4 allenamenti, proprio in questa stagione siamo una squadra che non fa allenamenti, ma non perché noi siamo forti, perché chi ha la famiglia, chi ha il lavoro, abbiamo deciso di fare una cosa seria allo stesso tempo, però che chieda meno impegno. Quindi noi siamo qua, il nostro obiettivo non era vincere, stravincere e far vedere chi siamo, il nostro obiettivo era divertirci e vincere. Dopo sì, quando vinci ti diverti. Siamo a un passo, speriamo di arrivare e il futuro si vedrà, nel senso se dobbiamo arrivare in Serie A, ben venga. Dai che scherzo. Beh, Luca Giampaolo ci è arrivato, puoi arrivarci anche tu. Intanto Cristian Munteanu 61 gol in questa prima parte di stagione, una stagione che oltre al campionato continuerà anche con la Coppa. Allora vediamo se la regia è pronta a mandarci il cartello con la Final Four di Coppa Veneto C2 e D in programma il prossimo 11-12 aprile. Eccolo qua, si comincia con la D, PSN Legnaro Polverara, Futsal Città Murato, poi voi troverete il Vicenza Calcio a 5 nella seconda semifinale e poi a chiudere la prima giornata di gara le semifinali di C2 tra Baita Saviabona e Mirano, Cuore Celtic Verona e Monticano. Per molti questa semifinale Vicenza Dragon è un po' una finale anticipata. Il Vicenza ha festeggiato venerdì scorso la promozione, anche prima Beppe Cuomo faceva i saluti, i complimenti a questa squadra. Secondo te è una finale anticipata? Cosa fare per vincere questa Coppa? Allora, intanto facciamo i complimenti al Vicenza Calcio 5 perché ha fatto una cosa spettacolare quest'anno, perché se non sbaglio non hanno mai perso e hanno fatto un solo pareggio in questa stagione e chi vince si deve portare a casa i meriti. Sì, chi ci vede da fuori dice che noi dobbiamo sempre vincere e stravincere, però non è così. Vivendo dentro questo progetto e avendo in squadra dei compagni che fino all'anno scorso non hanno fatto niente più che di un torneo, arrivare qua per noi è un importante traguardo, nel senso, per noi la vittoria è già questa, perché vivere le emozioni che ci darà Tombolo, che ci darà la Coppa, credo che sarà qualcosa di importante. Poi noi andiamo a Tombolo con l'obiettivo di mettere in difficoltà il Vicenza. Se non ce la faremo, impareremo, nel senso, porteremo a casa l'esperienza, però il nostro obiettivo è andare là e provare a fare il più possibile, nel senso. Come avete visto che nella grafica tutte le partite saranno trasmesse sul canale YouTube di Futsal Veneto TV, allora mi aspetto anche il contrattino post trasmissione, insomma, da firmare con il buon Michele. Se la regia è pronta adesso andrei, visto che noi saltiamo di palo in frasca tra tutte le categorie, ad ascoltare la seconda clip che ci ha mandato il buon Nicola Cecchinato di C5 Time, che parla di C1, dunque prende dentro anche la marca Futsal. Benvenuti all'appuntamento più caldo della stagione. Siamo arrivati alla 24esima giornata, la terzultima di un campionato di Serie C1 che sta bruciando le tappe e non concede più margini d'errore. La classifica parla chiaro. C'è un trono da conquistare per la promozione diretta, una griglia playoff da blindare, occhio alla regola dei 7 punti, e una zona rossa dove ogni pallone pesa come un macigno. Il weekend si è aperto con l'anticipo del martedì, che ha visto il successo del Montello per 5-2 sul Mestre Fenice. Con questi 3 punti i ragazzi di Mister Donisi volano a quota 60, consolidando il primato assoluto. Una prova di forza firmata dalle doppiette di Nicoli e Panziera, che piega un Mestre Fenice comunque coraggioso, ma che resta fermo a 32 punti. Una terra di mezzo tranquilla, ma ormai fuori dai giochi per il vertice. Riflettori puntati sul match di Miane, dove il DBS Calcetto Miane affronta l'Arzignano, principale antagonista della capolista. I vicentini con 56 punti non possono fallire. Mister Luciano sa che per continuare a sperare nel primo posto serve l'impresa su un campo ostico. Se i biancorossi vantano la miglior difesa del torneo, solo 41 gol subiti, il Miane, 28 punti, è a un passo dalla salvezza aritmetica e vorrà vendicare il 7-3 dell'andata davanti al proprio pubblico. Altro big match d'alta quota è quello tra l'Atletico Conegliano, saldo al terzo posto con 43 punti, e l'Union Diavoli, 30 punti. Per i trevigiani di Mister Brusaferri è l'ultima chiamata per accorciare le distanze. Se il distacco dalla seconda dovesse restare superiore alla soglia critica, il sogno playoff rischierebbe di sfumare per la forbice dei 7 punti. All'andata finì 4-1 per il Conegliano, ma i ragazzi di Mister Frizziero cercano il colpaccio.
punti pesantissimi in palio al Palasport di Tombolo. Il Futsal Godego, 27 punti, sfida il Pupi, 23 punti. Gli ospiti di Mister Bottini, attualmente in zona play-out, devono vincere per tentare l'aggancio e uscire dalle sabbie mobili. All'andata i Pupi dominarono 5-1, ma il Godego di Mister Marotta tra le mura amiche ha un altro passo e vuole chiudere definitivamente i conti con la salvezza diretta. Al Pala Olof Palme andrà in scena un match vietato ai deboli di cuore. Vigoreal contro Cosmos 9, entrambe appaiate a quota 23 punti in piena bagarre, play-out. Chi vince respira, chi perde rischia il baratro. All'andata si impose il Vigoreal per 5-3. I padovani di Mister Moro cercano il bis per uscire dalla zona rossa, mentre i vicentini di Mister Zanetti, con un successo, imboccherebbero la via della salvezza diretta. Infine l'ultima spiaggia per la marca Futsal Montebelluna, 17 punti. La compagine guidata da Mister Regondi deve assolutamente raccogliere punti, approfittando del riposo del fanalino di coda Valdagno, per migliorare la griglia play-out. Di fronte ci sarà un Miti Vicinalis che sotto la guida di Mister Correa naviga in acque più calme, ma non ancora sicure. All'andata fu una battaglia di nervi risolta dall'1-0 del Miti. Ci si aspetta la stessa intensità. Turno di sosta forzata per il C5 Valdagno, che osserverà i risultati degli altri campi sperando che la marca non scappi via, per giocarsi poi il tutto per tutto nelle ultime 2 giornate. Arrivederci alla prossima puntata. Un saluto da Nicola Cecchinato di C5 Time e buona vita a tutti. Benvenuti all'appuntamento. Il buon Cecchi voleva parlare nuovamente, ma l'abbiamo fermato prontamente. Giobatta Bianchini, responsabile del settore giovanile della marca Futsal, una squadra che sta lottando per la salvezza. Quanto è importante dal punto di vista di un responsabile del settore giovanile che la prima squadra resti nel massimo torneo regionale? Sicuramente sotto vari aspetti sarebbe più che positivo, non solo dal punto di vista dell'immagine, che può essere più o meno importante, ecco, per noi, ma lo è per quel che concerne invece il futuro dei ragazzi, nel senso che chiaramente se i nostri ragazzi, una volta appunto, come dicevo prima, usciti dal percorso di ciò che noi offriamo nel nostro settore giovanile, arrivano e possono iniziare la loro carriera sportiva da adulti in un campionato regionale o chissà nazionale, certamente ha una valenza diversa rispetto a non. E sicuramente con tutte le difficoltà, quelle che abbiamo avuto anche evidentemente quest'anno, e comunque il fatto di come i ragazzi possono interagire, possono viversi la loro prima esperienza con i grandi è una delle incognite che purtroppo per fortuna nel settore giovanile o nel nostro percorso non possiamo controllare, o perlomeno possiamo controllare in parte, ed è uno dei nostri obiettivi è proprio quello di dare i mezzi sufficienti per far sì che i ragazzi appunto possano affrontare questo passo in maniera importante. Ecco, come dicevo, sicuramente un vantaggio avere a che fare con compagni di un certo valore, di un certo livello, e contro avversari di un valore livello rispetto a quello che potrebbe essere appunto invece in categorie inferiori, ecco. La sfida di domani sera col Miti Vicinalis, come diceva il buon Cecchi, è un crocevia importante. Ci sarà anche il supporto dei tanti giovani bianconeri. Importante anche che i ragazzi siano a bordo campo, in una tribuna, insomma, per vedere i grandi giocare. Anche quello è motivo di conoscenze, motivo anche di miglioramento, Giobatta. Ma sì, sicuramente. Poi per chi è venuto a Palamazzalovo venerdì sera, quest'anno e l'anno passato, insomma, ha sempre trovato un pubblico super numeroso, ed è sicuramente questo uno dei nostri orgogli, il fatto che tutto il mondo giovanile, a partire dai genitori a finire ai ragazzi, per l'appunto, è molto legato anche alla prima squadra, ovviamente, chiaramente, non solo perché è affezionata alla società e al mondo marca, che ripeto è il nostro focus principale, probabilmente è quello proprio di fidelizzare i ragazzi e le famiglie a noi, quindi creare veramente un ambiente familiare. Ma è importante anche che i ragazzi vedano chi sono i loro compagni più grandi, i loro modelli, i loro idoli, speriamo, e lo è perché non manca tanto, il passo è breve, gli anni purtroppo, vale anche per noi adulti,
gli anni passano velocemente, quindi sicuramente i ragazzi che vengono a vedere i più grandi hanno una prospettiva frontale, ecco, in diretta, quindi appunto il venerdì a Mazzalovo, e credo che questo sia importante, sia positivo anche per chi mette i piedi in campo, quindi anche per i più vecchi, diciamo, credo che sia motivo di orgoglio girarsi e vedere che le tribune sono piene di ragazzi che vestono, che sognano con questo logo al petto, ecco. Se parliamo di fidelizzazione, insomma, o quella cosa lì, sfondiamo una porta aperta in quello che è il Pala De Gasperi, in quella che è la casa della Futsal Cornedo. Lisa, ne parlavamo anche prima, insomma, nella semifinale con l'Active, ma come lo è in ogni partita che sia di prima squadra giovanile, e anche tanto pubblico in campo femminile, insomma, c'è grande trasporto nella Cornedo del calcio a 5, e questo è sicuramente qualcosa di importante per raggiungere dei risultati e comunque migliorarsi gara dopo gara. Sì, esatto, l'ambiente, come dicevo prima, qua a Cornedo è sempre molto accogliente, molto familiare, tutti i genitori delle famiglie, i genitori dei ragazzi e le famiglie relativi partecipano, e io vedo anche con la mia famiglia in primis, una volta che si respira l'ambiente del Pala De Gasperi, soprattutto durante le partite della prima squadra, poi viene voglia di tornarci, insomma, un ambiente che attira il pubblico, si sta bene, anche con la femminile, e devo dire, essendo anche l'allenatrice degli esordienti, pure con gli esordienti c'è sempre un grande pubblico, anche con i pulcini, tutte le categorie, c'è un grande coinvolgimento, è veramente un ambiente unico dal mio punto di vista. Un ambiente unico da un bel po' di anni, perché le prime lotte con il buon Lele Gonzato, parliamo dei primi anni 2000 nelle super sfide tra Arzignano, Grifo e Cornedo. Michele Di Giambattista, responsabile del calcio a 5 del Veneto, ha preso il posto di Luca Giampaolo, che è scappato via ovviamente per motivi di allenamento. Michele, risultati a parte, perché ogni squadra tira l'acqua al suo mulino, però c'è anche da parlare di quello che è il calcio a 5 in generale del Veneto. E la domanda a bruciapelo: come sta il movimento, come sta andando e cosa può migliorare? Beh, come procede secondo me con un forte aumento di qualità. Io noto questo in tutti i campi in cui vado a vedere le partite o seguo con attenzione i loro movimenti. Quello che riscontro rispetto al passato è che c'è una maggiore organizzazione. Magari i numeri sono sempre quelli un po', rispetto al passato, un po' più complicati, anche se c'è da dire che negli ultimi anni sono stabili. Sono in aumento i settori giovanili, e questa è la cosa che più mi fa felice, perché il movimento giovanile è il futuro. Il movimento giovanile, se si semina, è un grosso serbatoio per le prime squadre, ma per tutto il movimento. Quindi io spero che questo trend positivo dei numeri portino sempre maggiori risultati e aumentino in particolar modo. Ovviamente siete tutti invitati a scrivere sulla chat live del canale YouTube di Futsal Veneto TV per fare le domande anche scomode al buon Michele Di Giambattista, che mi ha fatto il passaggio per ritornare da Alberto Bazzerla. Stanno aumentando i numeri del settore giovanile. Voi come marca Futsal sul settore giovanile credete molto, lo conferma ovviamente anche Giobatta Bianchini, il vostro responsabile. Tu Alberto, da vicepresidente di una società di Serie C1, cosa vorresti dire alle società magari di C2 e di D? Ovviamente gli spazi sono la cosa principale e non è facile trovare dei palazzetti, ma cosa ti senti di dire per spronare le società che non hanno il movimento giovanile a credere in questo progetto? Beh, cosa mi sento di dire? Praticamente io, come Giobatta, ho iniziato da anni a allenare nel settore giovanile, e ho avuto questa fortuna di avere qui a Montebelluna la società come la marca che lavorava molto bene, e lavora tuttora molto bene nel settore giovanile, e quindi sicuramente questa cosa qua è vantaggiosa.
cosa posso dire alle società che non hanno settore giovanile? Sicuramente io parlo un po' da allenatore. Per me era, quando ero allenatore, una soddisfazione enorme poter insegnare ai ragazzini il calcio a 5 e comunque anche il saper stare al mondo, perché comunque noi allenatori abbiamo questo compito, per quanto poco, ed è sicuramente bello vedere crescere i ragazzi da piccoli piccoli fino ad adulti. Poi, come dice Giobatta, la cosa bellissima per noi che seguiamo la prima squadra è vedere tutti quei ragazzi che poi vengono alle partite e seguono i più vecchi e li sostengono sperando di diventare anche loro un giorno giocatori della prima squadra. Questa è la cosa più bella in assoluto, creare un movimento del genere è bellissimo. E poi sicuramente perché lavorare con i giovani ti mantiene giovane, perché sicuramente ti diverte. Se non ti diverti, i giovani non si divertono. Quindi la prima persona che si deve divertire è l'allenatore, e questo penso che Giobata possa confermarlo. Ed è secondo me il futuro, quindi sicuramente investire sui giovani è il futuro per poter garantire, come diceva Di Giambattista poco fa, un futuro a questo sport, perché i vecchi diventano sempre più vecchi. È vero che sono fortissimi, è vero che ce ne sono ancora tanti in campo, però prima o poi tutto finisce e bisogna comunque avere un movimento sotto che crede nel settore giovanile. E noi ci crediamo, per noi è un obiettivo importante, ci lavoriamo tanto, forse ti dico, lavoriamo forse di più sul settore giovanile che sulla prima squadra, perché per noi appunto è il futuro, quindi sicuramente ci vuole un focus sui giovani per mantenere alto il livello e per mantenere uno sport come il futsal, che è bellissimo, a numeri importanti, ecco. Uno sport che può crescere ancora e speriamo possa crescere ancora. Torniamo da Cristian Munteanu, i tuoi esordi al Bissuola, intanto arrivano i saluti da parte di Stefano Piva, ti mando un grande abbraccio, primo anno al Bissuola in Serie D, un Bissuola che qualche settimana fa ha vinto il campionato di B e va in A2, però vorrei chiederti appunto su quel primo anno il motivo della tua scelta di approdare nel mondo del pallone a rimbalzo controllato, di iniziare la tua carriera nel calcio a 5. Cosa ti ha spinto ad andare nei campi stretti? Saluto Stefano e un abbraccio grande. Sì, stiamo parlando di, se non sbaglio, 8 anni fa, 9 anni fa. Ero ancora, diciamo, un ragazzino ormai grande, però mi ha spinto ad andare perché anche là, come ti parlavo prima, eravamo il gruppo di amici che giocavamo il torneo insieme, e dopo eravamo in una squadra che era nata quel tempo là al San Benedetto. Avevamo fatto una stagione insieme, in 4-5 eravamo passati al Bissuola. Dopo al Bissuola, venendo da una società in cui non chiedeva niente e non dovevi dare niente, trovando il ragazzino Nicola Paglianti, che lui è una figura importante di questo sport e non lo è adesso, ma è da quando siamo passati noi, e là le cose sono cambiate. Quell'anno abbiamo vinto il campionato, il livello si è alzato, io non avevo la possibilità di stare dietro e avevo deciso di andare a fare un altro campionato sempre di Serie D, e tutto qua. Il buon Nicola è cambiato, almeno dal punto di vista dei capelli. Sì, Questo va detto, adesso si è sistemato, tutto precisino. Salutiamo ancora il buon Nicola, che sarà protagonista con il suo Bissuola nella Final 8 di Coppa di Serie B questo fine settimana nelle Marche, come sarà protagonista anche il Montello di Mister Donisi nella Final 4 di C1 di Coppa Italia di Serie C. Insomma, l'augurio è che le Venete possano andare più avanti possibili. Un Veneto, Giobatta Bianchini, che però non ha praticato calcio a 5 soltanto qui nella nostra regione, ma l'esperienza in Australia, l'esperienza poi anche in Germania. Ti chiedo subito, Giobatta, qual è la grande differenza che hai trovato tra quello che è il futsal, il calcio tricolore, e quello invece che si respira in giro nel mondo? Beh, premetto dicendo che sin da quando ero veramente giovanissimo, quindi dai miei primi anni alla Marca, che all'epoca era appunto già in Serie A, il mio sogno da adulto, ecco, era quello proprio di poter viaggiare e di poter spendere il maggior tempo possibile con i ragazzi, con i bambini in generale, quindi facendo l'allenatore per l'appunto. E sono riuscito ad esaudire il primo sogno, quindi quello di viaggiare.
e chiaramente le differenze, come giustamente detto, sono tante sicuramente, anche perché io ho avuto la fortuna e l'onore davvero di poter far parte di una prima squadra di livello mondiale, perché la Marca in quegli anni, oltre a vincere e dominare in Serie A o combattere, diciamo, con la Luparense, ecco, era una squadra fatta di campioni, di atleti formidabili, incredibili. Quindi sicuramente il passaggio dal punto di vista puramente sportivo, ecco, è stato un passaggio importante, perché mi sono trovato in Australia, dove il livello era assolutamente inferiore rispetto a quello italiano, ma è stato un periodo positivo, perché comunque il movimento era un movimento appena nato, ma con molto entusiasmo. Quindi mi sono ritrovato comunque a giocare con tanti ragazzi stranieri, quindi è stato sicuramente uno degli aspetti positivi, è stato sicuramente il fatto appunto di dovermi mettere a confronto, ecco, con ragazzi di 5, 6, 7, 8 paesi diversi, e di conseguenza con una lingua diversa dalla mia, una cultura diversa dalla mia. Questo è combaciato col fatto che per l'appunto vivere all'estero è diverso anche fuori dal campo, quindi tutta la mia vita è cambiata, è cambiato il mio tempo libero, sono cambiate le mie abitudini, sono cambiati anche in parte alcuni miei obiettivi personali, così come poi invece è stato anche in Giappone, perché ho fatto anche quasi un anno in Giappone, dove non ho potuto giocare, ma mi sono solo allenato con una squadra di Serie A, che invece è un livello incredibile. E in Germania ho rivissuto in maniera simile l'esperienza che ho vissuto in Australia, ovvero sono entrato a Berlino, nell'Hertha, proprio nel momento in cui il campionato passava da una fase, diciamo, non dico amatoriale, ma simile a una fase professionistica, quindi alla Bundesliga, dove per l'appunto ho avuto modo comunque di poter giocare e allenare, e ho, come per l'Australia, ho avuto la fortuna e l'onore di poter condividere il campo, ecco, e la vita fuori dal campo con tanti ragazzi di vari paesi. E quindi sì, ripeto, dal punto di vista puramente tecnico, l'Italia per le mie esperienze è stata, diciamo, dal livello in generale è stato il massimo, ecco. Però sicuramente come esperienza di vita legata anche al calcio 5 e tutte le esperienze che ho vissuto con il calcio 5 da allenatore e giocatore, sicuramente l'esperienza che ho avuto tra Australia, Giappone e Berlino sono quelle che probabilmente sono state le più importanti per me, ecco. Lisa Molon invece è passato dal Cornedo a Thiene, pochi chilometri di distanza, però c'è anche l'Under 17 azzurra, futsal al femminile, che ti ha portato in Portogallo in un torneo di qualificazione per i Giochi Olimpici giovanili. Qual è stato il tuo impatto con il futsal straniero e cosa hai trovato in Portogallo, che poi apriremo anche una finestra su quello che è il Sud America, che qui in Italia invece non abbiamo, comunque non avevamo? Beh, è stata un'esperienza incredibile e diciamo che la differenza, intanto è stato molto impattante vedere la professionalità che c'è all'interno del contesto nazionale, nonostante fossimo solamente Under 17, quindi non prima squadra, veramente c'è una cura del dettaglio impressionante, appunto, arrivando da una realtà più piccola e molto provinciale. In Portogallo è stato interessante vedere sia l'organizzazione a livello di UEFA, appunto come era stato fatto il torneo con tutti i vari spostamenti, eccetera, la logistica parlo, ma anche di per sé vedere le giocatrici delle altre nazionali, nello specifico quella portoghese, che era fortissima. A tuttora ci sono delle ragazze che avevano giocato al tempo nell'Under 17 e che giocavano contemporaneamente nella prima squadra e sono tuttora in prima squadra nazionale, quindi già vedere a quell'età lì, nonostante fossimo molto giovani in un contesto femminile, vedere questa professionalità anche da parte delle atlete è stato veramente impattante, appunto arrivando da quello che può essere il nostro piccolo di Centino. Michele, poi c'è una domanda che arriva dal buon Cecchi, ma prima però di questa domanda
molto importante. Guardate l'espressione di Michele. Poi andremo a ascoltare anche l'ultima clip di Nicola Cecchinato. Abbiamo parlato di terre straniere e tante volte vengono nominati paesi sudamericani dove calcio a 5 e calcio viaggiano sui stessi binari, e da qualche anno c'è la possibilità, il Cornedo tra l'altro è stata una delle prime società insomma ad approfittare di questa cosa, sinergendo un po' le cose tra calcio e calcio a 5. Non so se la parola sinergendo esista, ma forse l'ho inventato io, come quel bambino che inventò la parola petaloso. Come stanno a livello di numeri, tu che vivi comunque dal punto di vista della burocrazia della federazione, come sono i numeri calcio a 5, calcio, doppio tesseramento, ci sono degli aumenti oppure c'è sempre uno stallo perché ancora non c'è quella, ripeto, sinergia tra due sport che sono talmente uguali e allo stesso tempo completamente diversi? Ma onestamente i numeri dal doppio tesseramento non sono quelli che ci si aspettava, non sono tantissimi. Secondo me non è ancora sfruttata appieno questa norma, ma anche va detto che non è così semplice come si poteva immaginare. Fare la doppia attività, cioè se lo scopo è fare la doppia attività, questa cosa sicuramente non funziona tra società diverse perché un ragazzo è concentrato su una disciplina. L'opportunità, quella del passaggio in modo più scorrevole, quella è una soluzione, ma ripeto, non è ancora sfruttata, ma soprattutto non c'è ancora quella, a parte qualche eccezione, non c'è ancora quella sinergia che hai detto tu tra le società di calcio con quelle del calcio a 5 e viceversa. Ed è un peccato perché le potenzialità sia per il calcio che per il calcio a 5 sono ampie. Beh, torniamo un attimo anche da Alberto, poi da Giobatta, giusto per capire anche da parte vostra quanto può essere importante l'unione calcio a 5, e chiedo anche a voi se nel vostro territorio insomma c'è questa idea di collaborazione, quantomeno di collaborazione. Sempre più società del calcio vanno, passatemi il termine, tra virgolette, a rubare giocatori di calcio a 5 per insegnare magari ai più piccolini. Ne nomino uno giusto perché è un carissimo amico, Marzio, è stato il primo allenatore di mio figlio. Insomma, questo comunque è sinonimo che il calcio a 5 serve al calcio, ragazzi. Parti tu, Alberto. Sì, praticamente è chiaro che il calcio a 5 è propedeutico al calcio, ci sono delle cose che il calcio a 5 ha e che il calcio sta prendendo dal calcio a 5 sempre più in pianta stabile. Basta vedere il Brasile, insomma, i giocatori del Brasile tutti hanno iniziato a giocare col futsal e quindi tutti partono dal campo piccolo praticamente, e quindi lì si sviluppa una tecnica, una gestione dello spazio che nel calcio a 11 ovviamente non c'è, ed è sicuramente una cosa importante. Per quanto riguarda invece la collaborazione con le società sportive di calcio a 11, qui penso che possa rispondere più Giobatta rispetto a me, però la mia idea è che forse quello che dici tu prima del rubarsi i giocatori è sicuramente uno dei punti a sfavore di questa cosa, nel senso che c'è sempre stata una diatriba su queste cose qui, insomma, sul fatto dei giocatori, e quindi penso che l'essere restii nel collaborare sia per questo motivo qui, sia da una parte che dall'altra. Bisogna comunque vedere se effettivamente c'è la possibilità di lavorare in una maniera diversa. Sicuramente in questo momento qui è ancora, come dice Michele, una cosa abbastanza difficile, ecco. Non so se Giobatta ha un'altra idea, o comunque lui ha avuto la possibilità di collaborare, soprattutto da noi qui col Calcio Montebelluna, con altre realtà, sicuramente ne sa più di me questo. Sentiamo cosa ci vuole rispondere Giobatta. Sì, io parto dicendo anche che circa 6-7 anni fa, appunto, quindi durante il mio primo anno a Berlino, io ho avuto modo di vivere proprio questa situazione, ovvero Hertha Berlino Calcio 11 mandava gruppi di ragazzi in palestra, io appunto già all'epoca, quindi facevo allenamento in palestra ai ragazzi, ai loro gruppi under 11, under 13 di calcio 11, quindi anche in Germania, non solo in Brasile, insomma ci sono tanti paesi che hanno già introdotto il calcio 5 nel mondo del calcio 11 da anni, ecco.
Detto questo, mi aggancio anche a quello che vi ha già detto Tiago in studio, Tiago Ressner dell'Olimpia Verona qualche puntata fa, che ho ascoltato con piacere e saluto tra l'altro, che sì, per l'appunto noi abbiamo avuto modo di poter collaborare con il Calcio Montebelluna, che è una realtà molto importante qua nel territorio, e non nascondo, come ha detto anche Alberto poco fa, che sicuramente per tante società, sia di calcio 11 che di calcio 5, il fatto di poter collaborare con una realtà diversa dalla propria non è mai semplice, appunto perché c'è sempre questo pensiero di poter poi perdere i ragazzi, ma questo pensiero da noi non c'è assolutamente, perché come dicevo prima, siamo talmente contenti, siamo talmente entusiasti, siamo talmente orgogliosi di aver creato, non vorrei sembrare arrogante, ma lo penso, un clima familiare, di aver creato un brand, passami il termine, che tutti i ragazzi del territorio ci riconoscono, quindi chi è di Montebelluna ci riconosce questa cosa. Per noi, quindi, noi siamo talmente sicuri del lavoro che facciamo, siamo talmente convinti che la nostra strada, quindi della nostra direzione da dover prendere, che non ci preoccupiamo, non c'è mai palesato in mente, ecco, questa preoccupazione. Anzi, noi abbiamo sfruttato con piacere, uso questa parola brutta, ma con un senso positivo, abbiamo sfruttato invece i ragazzi del calcio 11, abbiamo sfruttato il lavoro che fa il calcio 11 con i ragazzi, che è diverso dal nostro. Abbiamo sfruttato per aumentare la competitività, l'intensità, il ritmo. Abbiamo sfruttato i ragazzi durante le nostre sessioni di allenamento per qualche sfumatura che probabilmente a noi tecnici anche del calcio 5 sfugge, e sicuramente questi benefici li hanno tratti anche i ragazzi del calcio 11, tant'è che ringrazierò sempre Marco Sgravato, allora responsabile giovanile del Montebelluna Calcio, che ci ha creduto, e ripeto, per 2 o 3 anni abbiamo portato avanti questo percorso. Chiaro che probabilmente, non so se Michele sarà d'accordo, credo che sia complicato, non tanto appunto per i motivi prima citati, ovvero di paura di perdersi in relazione con l'altro, o di non credere nell'efficienza del lavoro del calcio 5 per il calcio 11 e viceversa, ma più che altro perché tra società che chiamiamo, tra virgolette, di alto rilievo nel mondo giovanile di calcio 11 e calcio 5, ci sia una richiesta, quindi un volume di allenamenti talmente alto che obiettivamente è difficile far sì che un ragazzo possa fare in maniera seria e costante entrambi gli sport. Ecco, è molto complicato, non nascondo, è stato molto complicato appunto, integrare il volume, il carico di lavoro di ragazzi che comunque a 11, 12, 13 anni fanno 3, 4, 5 allenamenti settimanali. Chiaro è che la cosa è complessa, mettiamola così. Noi inoltre, poi mi taccio, abbiamo invece sfruttato e stiamo tuttora sfruttando molto volentieri le squadre di calcio 11 anche per fare tanti test, tante amichevoli, tante le ultime in ordine sono state appunto proprio con il Vicenza Calcio e con Udinese, che ringraziamo sempre per l'apertura mentale appunto nel venire a confrontarsi nel nostro mondo, quindi in palestra, ecco. Importante questo confronto, tra l'altro, con società di un certo livello. In campo femminile invece, Lisa, i numeri ovviamente sono comunque in crescita. Abbiamo parlato anche la scorsa settimana, avevamo Maddalena Oldrisi dell'Audace, chi ha vicino a sé magari anche la squadra di calcio è sicuramente meglio attrezzata. Che rapporti avete, se avete dei rapporti voi del femminile di Cornedo con comunque le formazioni di Vicenza in fatto di squadre in rosa? Abbiamo provato ad avere dei rapporti, diciamo che intanto qua vicino ci sono poche squadre, perché comunque Vicenza si parla di una mezz'oretta di auto, e quindi già logisticamente diventa un po' complicato. Abbiamo provato durante la scorsa stagione ad avere delle collaborazioni, diciamo, con alcune atlete che facevano il doppio tesseramento, e ha funzionato per una parte di stagione. Dopo è diventato complesso sul finale, perché ovviamente gli impegni per cui venivano richieste le ragazze da una parte o dall'altra erano tanti, nella parte di stagione in cui si parla di finali, playoff, eccetera, e quindi è stato complesso. Attualmente partecipiamo solo al calcio a 5, nella parte di settore giovanile ci sono state delle ragazze che sono passate da noi facendo entrambe le categorie. Io ci credo molto nel fare il doppio tesseramento e nel cercare di portare avanti entrambe le cose, perché sono una funzionale all'altra,
purtroppo nel femminile, appunto, essendoci un bacino un po' ridotto, si fa ancora un po' fatica. Ma restando in casa Cornedo, tra la tua rosa c'è una ragazza che di cognome fa Tonin, il fratello è un professionista del calcio, è più Riccardo che insegna a Giulia o Giulia che insegna a Riccardo come muoversi lì quando c'è bisogno di fare gol? Speriamo che sia più Riccardo che insegna a Giulia, perché sicuramente ha molto da imparare. Diciamo che è una famiglia di grandi sportivi e dopo si vede anche in campo, perché anche lei cerca di mettere tutto quello che può nell'applicazione e nell'imparare. Ecco, sì, sì. Speriamo che sia Riccardo che gli insegna. Beh, questa la dovevo perché comunque Giulia è in classe con mio figlio, quindi insomma si conoscono Ah, bene, ok. giocano spesso anche a futsal a scuola. Torniamo qui in studio con Cristian Munteanu perché anche al Dragon Futsal, insomma, l'età avanza, qualche cappello in bianco in più, c'è bisogno anche di ricambio generazionale. Voi avete dei rapporti, state cercando di costruire dei rapporti con le società limitrofe di calcio, come vi state muovendo per guardare anche al futuro? Il prossimo anno, insomma, fai le corna, tocca ferro, quello che vuoi, ma insomma la C2 è vicinissima. Allora, non stiamo guardando intorno perché di over ne abbiamo davvero pochissimi, siamo tutti under. No, ti dico, come ti ho detto prima, il nostro obiettivo quest'anno non era un obiettivo, ma c'erano delle regole che erano messe giù e dovevamo rispettare delle regole, in base alle regole vedere dove arriviamo. Siamo arrivati nel punto in cui è diventato un obiettivo quello che non era. Portiamo a casa, pensiamo a chiudere quello che dobbiamo chiudere e dopo la società si muoverà per tutto quello che sarà l'anno prossimo. Insomma, comunque la volontà c'è, la voglia c'è, tutti vogliono fare bene, si pensa già all'anno prossimo, però la società avrà tempo e modo di guardare oltre. Prima di farvi la domanda dei cecchi, andrei con l'aiuto della regia di Andrea Di Giambattista ad ascoltare appunto l'ultima clip di Nicola Cecchinato 5 Time che parla di Serie D. Riflettori accesi sulla serie D girone B del girone a 23esima giornata nella zona rossa del campionato sbagliare. Con la 25esima giornata alle porte e solo a 4 giornate dal termine, il girone A di Serie C2 entra nella sua fase più delicata. Il Dragon Futsal, la classifica parla chiaro per la Serie Celtic Verona, ma alle sue spalle è una guerra di nervi e una marcia quasi perfetta. Con la regola del mentre Futsal Trissino insegue a quota 53, deciso a non mollare la presa. Il distacco la capolista non vuole, il calendario pesa come un promo contro Dragon. Entrambe le squadre devono ancora osservare il turno brava, volano e questo riduce a 9 forti di 141 reti segnate, media di 6. Una rincorsa complicata, quasi proibitiva, con 20 ma non ancora chiusa. 2 pareggi in questo scenario. La promo con 29 punti naviga a metà classifica. Don Romeo sembra contro Futsal Trissino, ma la promo di Solterrano non può più sbagliare. Tra gli uomini guidati da Mister Barilani Omar riusciranno a fermare la corazzata che ha perso solo una volta in 23 gare. Gli ospiti arrivano al match al secondo posto per lo Sporting Vampa, 113 gol segnati, secondo il miglior attacco del torneo. I padovani di casa con 7 vittorie in 22 devono difendere i 6 punti ritmo da squadra di vertice. È una fase Lasolo con 36 di colpire l'ultima chiamata per rientrare. La vittoria dell'andata 7 all'andata fra un divario tecnico evidente. Mister Ceccarello Barilani sa colpo del KO in questo momento della stagione ogni partita fa l'Asolo di Rilin. Il Don Romeo deve dimostrare che i 109 gol fatti non sono solo statistiche. Per il Trissino sarà fondamentale imporre subito l'Unione Zelina, evitare cali di concentrazione e mantenere alta la pressione sulla capolista del podio. Il margine d'errore è azzerato. Per continuare a credere nella C1 serve un finale. Gli uomini di Mister Tella Lindim hanno l'obbligo dei 3 punti per approcciare sullo Sporting Vampa e scongiurare la forbice dei 7 punti che mentre Barilani e i suoi saranno impegnati. L'Unione Zelina venderà cara la pelle per abbandonare il sul Verona. Il Real bianco celeste la compagnia contro lo Sporting all'andata finì 2-2 e i vicentini. Piccolo problemino, c'era una musica brasiliana sottofondo che non era quella del Night che ci sta qua sopra, ma un po' di confusione. Ma insomma, così piano piano diciamo dove siamo. Andiamo allora, siamo ormai in chiusura. La domanda di Cecchi. Buonasera Michele. La regola della forbice, distacco di 7 punti, è pensata per premiare il merito sportivo di chi domina la stagione regolare, ma a volte toglie lo spettacolo dei playoff. Qual è la tua visione? Credi che stimoli la squadra a lottare fino all'ultimo secondo per accorciare le distanze?
C'è chi diciamo che ha inquadrato bene il punto. È vero che può togliere lo spettacolo, però il diritto sportivo non deve essere mai penalizzato. Cioè, non è neanche corretto che una squadra che ha 15 punti di distacco poi in una giornata rischia di compromettere tutto in un playoff. Questa è la mia visione. Però si può aprire un sondaggio in merito e valutare anche un cambiamento. Secondo te, Christian, a parte che insomma è il più 10 ora in classifica, ma metti caso che ti stai giocando il campionato, sei in seconda posizione, devi fare i playoff, vuoi inseguirli, insomma, secondo te è giusto premiare chi comunque in campionato ha messo da parte un vantaggio considerevole, oppure d'accordo, però magari la partita finale vale quella e anche se sei stato davanti una vita quello è il momento finale, i 60 o i 40 minuti da giocare. Ma credo che, come ha detto Michele, sarebbe più giusto che chi ha speso di più durante la stagione si è preso i punti di vantaggio e approfitti di questo. Basta vedere in Serie A le squadre che arrivano a ottave, fanno i playoff scudetto e chi arriva a ottava tante volte arriva in finale e vince anche lo scudetto. Quindi secondo me è più giusto così, con i 7 punti. Lo chiediamo anche ad Alberto Bazzerla, vicepresidente della Marca Futsal. Secondo te, Alberto, la Forbice è un motivo ovviamente di discussione. Come la pensi tu in fatto, insomma, di questa regola? La Fobic che tra l'altro è una cosa che riguarda anche noi a livello playout, perché in questo momento qui noi siamo a 6 punti dalla terzultima e se diventano 7 non si fanno neanche i playout, quindi ovvio che da parte mia la speranza di farli, nel senso che se dovesse essere più di 7 punti noi abbiamo meritato di retrocedere, diciamo quello che è. A livello sportivo, come dice Michele, secondo me la cosa più corretta è mantenere i famosi 7 punti, perché obiettivamente se uno è davanti è anche giusto che ci arrivi, insomma. Poi, per carità, è vero che lo spettacolo dei playoff, soprattutto in Serie A, lo scudetto e quant'altro, sono sicuramente cose belle che danno maggiore interesse, che, insomma, che creano dell'interesse magari dove non c'è più, e quello sicuramente è importante, però per chi ha una società sicuramente se hai 7 punti di vantaggio, doverti giocare poi i playoff, se neanche 10, 15, giocare i playoff e perderli è sicuramente una cosa che non auguro a nessuno, ecco, diciamo quello che è. Sono una regola che magari si toglie lo spettacolo delle partite finali, ma che comunque tende a premiare chi ha lavorato meglio, comunque ha dato qualcosa di più. Poi, insomma, il pallone è rotondo e bisogna conquistarselo fino all'ultimo secondo. Siamo ormai in chiusura, io direi di partire con un giro di saluti. Partiamo ovviamente da Lisa Molon, la parte... Cosa, Michele? La parte femminile di questa puntata. Michele deve sempre intromettersi e darmi un po' di problemi. Lisa, sabato dicevamo anche prima, sarete di scena a Bologna. Il tuo cornedo ha tante giovani interessanti che sono anche importanti per quello che è il colore del Veneto, il colore granata, quindi per la rappresentativa. Era scritto qui, Michele voleva farmi fare brutta figura. Come state lavorando anche in fatto di possibilità di mandare le vostre ragazze in rappresentativa e quanto è importante, tu hai vestito anche la maglia della nazionale, portare in giro per l'Italia, per l'Europa, i colori della propria regione, del proprio Stato? Beh, sicuramente molto importante, è una possibilità di fare un'esperienza diversa che raramente si trova attualmente nel calcio a 5 femminile, quindi siamo completamente disponibili a dare modo alle ragazze di essere presenti con la rappresentativa quando chiamate in causa e di dargli appunto queste possibilità. È molto importante. Nella mia piccola esperienza è stato molto formativo, veramente mi ha permesso di vedere delle cose diverse da di quello che era il mio contesto abituale, e quindi sì, e le sosteniamo molto. Speriamo che negli anni
di riuscire a portare altre ragazze al livello della rappresentativa e lavoriamo per questo, insomma. A Cornedo è tornata la luce e speriamo che la luce possa far brillare anche i talenti del Veneto, Michele. State lavorando come Federazione del Veneto per allestire le rose Under 15, Under 17, l'Under 19 e la formazione femminile che saranno protagoniste dopo Pasqua nel Lazio, terra importante per il calcio a 5 come lo è il Veneto, come lo è l'Abruzzo, insomma come lo è la Sicilia. Come sta il movimento giovanile del Veneto in vista di questo grande torneo che è il torneo delle regioni? Beh, siamo a un mese dal via, siamo in attesa dei calendari. Siamo, secondo me, a buon punto nel formare i 12 che partiranno per questa nuova avventura. Abbiamo, secondo me, 4 squadre competitive, a mio avviso. Per quello che ho visto nelle varie amichevoli e anche nei raduni, c'è un bel clima e ci sono dei bei gruppi. Poi sai com'è, quando sei lì scopri tante cose, scopri poi il livello degli altri che, devo dire, anche nelle altre regioni è molto in crescita, come lo è il Veneto, secondo me. Cioè, il Veneto fanno sul giovanile soprattutto quella dozzina di squadre che storicamente fanno del settore giovanile la cosa più importante. C'è sempre una continua crescita, un continuo lavoro sui ragazzi. Però, come detto prima, anche a livello nazionale, anche altre regioni, vabbè, Lazio l'hai detto tu, storicamente è come il Veneto, ma ci sono tante regioni come le Marche, come anche l'Emilia Romagna che stanno facendo un ottimo lavoro. E poi sono contento della femminile, devo dire la verità, perché hanno abbassato l'età della categoria alla partecipazione tra le regioni e abbiamo secondo me un bellissimo gruppo e qui va dato merito a quelle società che sin da piccole lavorano con queste ragazze e stanno facendo un ottimo lavoro, a mio avviso. Rispetto al passato, secondo me, c'è veramente una crescita notevole, vedi un bel controllo di palla, un giro palla importante, si vede che lavorano bene nei dettagli con le ragazze. C'è ancora tanto da fare in questo movimento, però qui si vedono cose che fanno ben sperare per il futuro. La strada giusta è quella tracciata dalla FIGC del Veneto assieme ai suoi collaboratori. Nelle prossime settimane andremo a conoscere i tecnici di queste 4 rappresentative, parleremo con loro di quello che è la vigilia, speriamo con grandi poi speranze da mettere in campo nel Lazio. Cristian Munteanu, un'ultima battuta anche con te, un campionato in tasca, ci rivedremo sicuramente l'11 aprile a Tombolo. Cosa ti aspetti da questo finale di stagione? Quali sono i tuoi obiettivi? Qual è il tuo desiderio per chiudere in bellezza questo 2025-2026? Allora, come ti ho detto prima, mancano ancora 5 giornate al termine e abbiamo il più 10 con una partita in più che potrebbe diventare il più 7, quindi non è ancora niente di chiuso. Ci concentriamo per chiudere, in senso, queste partite al meglio, non facendo allenamenti, trovandoci una volta a settimana, e non è facile portare a termine questo campionato, però lo faremo. E speriamo di farlo nella migliore dei modi, anche perché toccando ferro non dovrebbe succedere granché. E andiamo a Tombolo e, come ti ho detto prima, consapevoli di trovare una signora squadra, una squadra con molte carte più preparate di noi, però arriviamo là per giocarcela, per dare tutto e per vivere l'esperienza e portare a casa quello che ci sarà. Porteremo a casa tutto, in senso, se non sarà la coppa porteremo a casa un bagaglio di esperienza e l'anno prossimo si vedrà. Per fortuna per gli avversari che non si allenano. La battutaccia di Michele Di Giambattista che non sa stare al suo posto, ma vabbè, questo abbiamo e questo ci teniamo. Giobatta Bianchini,
Qual è invece il tuo obiettivo, il tuo stimolo per chiudere al meglio questa stagione in fatto di settore giovanile? Come siete messi con i baby bianconeri e dove volete arrivare qui nell'immediato futuro? Beh, allora il nostro obiettivo futuro breve e futuro lungo è quello di continuare a poter essere utili ai ragazzi, di poter continuare a passare tempo con loro, che è ciò che più ci piace, ecco, intanto. Poi invece dal lato campo, sicuramente un obiettivo ed è un continuo, anzi, di lavoro che già stiamo portando avanti da anni, è quello di dar modo ai ragazzi di poter vivere esperienze anche all'estero con tanti tornei. I prossimi saranno quelli di Croazia tra un paio di settimane, e poi in estate andremo in Repubblica Ceca, dove potremo tra l'altro do una più grande prima, qualche ragazzo neanche lo sa, giocheremo contro delle squadre team USA, quindi la nazionale americana, la nazionale della Repubblica Ceca, la nazionale polacca, quindi insomma tornei di rilievo e all'estero per l'appunto. E invece con l'Under 13 ci siamo qualificati alle finali interregionali con l'Under 13 Elite. Tra l'altro è stato un percorso bellissimo fino ad oggi, e niente, però come ho detto l'obiettivo mio personale è quello di continuare a far sì che i ragazzi vengano volentieri, stiano bene da noi, stiano bene con noi, e niente, approfitto e prendo una piccolissima parentesi per ringraziare invece, per evidenziare il lavoro di tutti i nostri tecnici, di tutto il nostro staff. Per qualcuno lo fa in maniera volontaria, tra l'altro, quindi ci dedica il suo tempo senza nulla in cambio. E appunto noi abbiamo la fortuna e l'onore di poter vantare di avere uno staff eccezionale, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista tecnico, e per l'appunto se questi risultati, se il fatto che ci possiamo permettere di proporre eventi del genere, se ci possiamo permettere di combattere, di competere in quasi tutte le categorie, dai piccoli ai più grandi, è soprattutto dovuto all'impegno dei ragazzi che mettono tutte le settimane, ma ripeto allo staff incredibile che qua abbiamo questa fortuna enorme, ecco. Andiamo allora a chiudere con Alberto Bazzerlo. Ovviamente l'obiettivo di Alberto da vicepresidente della Marca Futsal è quello di far sì che la prima squadra si possa salvare. Quello è l'obiettivo di adesso. Ma se dobbiamo guardare a una Marca tra un paio d'anni, quali sono invece gli obiettivi e le ambizioni della società bianconera? Beh, il progetto Marca è nato perché noi vogliamo, il nostro obiettivo è quello di portare più giovani possibile nel nostro settore giovanile a giocare in prima squadra. Il nostro sogno sarebbe quello di avere, se non tutti, quasi tutti i nostri prodotti in settore giovanile in prima squadra, quindi avere una squadra di questo tipo. Noi lavoreremo per questo, il nostro obiettivo è questo, non ci fermerà l'eventuale verdetto negativo di questa stagione, continueremo a lavorare in questa direzione. Se poi dovesse essere che succede il miracolo, ci salviamo, meglio per tutti, perché comunque anche a livello di ambizione una categoria come la C1 è sicuramente più importante rispetto alla C2, però sì, il nostro lavoro non cambia, nel senso che il nostro obiettivo è ben chiaro e definito, l'abbiamo detto più volte anche nelle nostre riunioni interne. Noi non vogliamo lavorare per garantire un futuro ai nostri ragazzi, e il futuro è nelle nostre mani, nel senso che sia da parte dei ragazzi che da parte nostra, è chiaro, noi vogliamo giocare con i nostri ragazzi in prima squadra, il più possibile. Beh, Alberto, detta tra me e te, patti chiari, amicizia lunga, basta che il tuo obiettivo non sia quello di portarmi via il posto perché sono grande e grosso, mi raccomando, perché ricordiamo che il buon Alberto è anche la voce del Montegrappa, e devo farti i complimenti perché negli anni sei migliorato e non è cosa di tutti i giorni, quindi bravo Alberto, ma ti ricordo di non portarmi via il mio posto, mi raccomando. Ti ringrazio, Stefano, della stima. Guarda, finché Michele continua a chiamarti, io non ho nessuna esigenza. Ha appena aggiunto, vediamo dopo stasera, dai, a parte le battute. Grazie ad Alberto, grazie Alberto Bazzerla, grazie a Giobatta Bianchini della Marca Futsal, in bocca al lupo per questo finale di stagione. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie dell'invito, e un abbraccio a Cristian che è là
in studio e gli auguro di vincere insomma il campionato. Grazie a Lisa Molon per il Futsal Cornedo, complimenti ovviamente alla formazione blu amaranto degli amici Nicola Ciatti, Luca Consolaro e quanti nomi dovrei mettere, ovviamente il presidente, il buon Buleghin. Ciao Lisa, grazie, in bocca al lupo anche per il tuo lavoro con il femminile e con i giovani atleti blu amaranto. Grazie a voi, grazie dell'invito e buona fortuna per la conclusione di questa stagione a tutti quanti. Grazie e ovviamente in bocca al lupo anche a Christian per i tuoi imminenti insomma campionato e coppa, ma il microfono, il gelatone, come direbbe l'amico Giulio Cosoro, l'ho detto, sono a posto, ce l'hai in mano il buon Michele Di Giambattista, allora lascio a te questa pre-chiusura perché poi ovviamente la chiusura devo farla io. Sì, diciamo che non meriti visto come mi hai trattato in diretta, però invece ci tengo a farti innanzitutto i complimenti e ringraziarti per quello che stai facendo insieme ad Andrea, perché insomma da autodidatta e oltretutto come dire in modo volontario stai facendo e stiamo facendo questa cosa in modo così per passione e con la speranza che possa essere di aiuto al movimento. E insomma io credo che non è da tutti e ti ringrazio profondamente per quello che veramente stai mettendo in questa trasmissione. Cuoricini per il buon Michele, sì, perché aggiungo, devo anche pagarmi la pizza dopo serata, ma non importa, quella è una piccola cosa. Poi dai. parleremo con Barzella a fine puntata. A parte gli scherzi, grazie a chi ci ha seguito, grazie a Michele ovviamente che poi ci ha messo anche il fisico qui davanti a noi, grazie ad Andrea Di Giambattista che dietro le quinte ci ha regalato le grafiche e i video e io da buon vicentino vi saluto con una bella sciarpata. Siamo tornati in B, parliamo anche un po' di calcio ma va bene così perché il calcio e il calcio a 5 sono due sport che devono darsi la mano, darsi una mano. Dal vostro test, appuntamento la settimana prossima per la quinta puntata di Zona Futsal. Grazie ancora agli ospiti che abbiamo avuto qui questa sera live in studio e da casa. E continuate a seguire i nostri canali, Instagram, Facebook e chi più ne ha più ne metta. Buonanotte a tutti e sempre viva Zona Futsal! Scopri l'eccellenza della grafica digitale con Digital Vision. Situati in via Giorgione, 13 a Ramondi Campagna TV, offriamo soluzioni innovative e personalizzate per trasformare le tue idee in realtà. Affidati a noi per stampe di alta qualità, design creativi e servizi digitali su misura. Digital Vision, il tuo partner di fiducia per una comunicazione visiva vincente. Un luogo dove la ristorazione diventa esperienza. Nel cuore di Vicenza, unisce cucina, convivialità e cultura del gusto in un ambiente elegante ma autentico, capace di far sentire ogni ospite parte di qualcosa di speciale. Qui la tradizione italiana incontra la creatività contemporanea, piatti curati nei dettagli, ingredienti selezionati, lavorazioni artigianali e una cucina che valorizza sapori riconoscibili ma mai scontati. Accanto alla proposta gastronomica, la pizzeria esprime lo stesso spirito, impasti studiati, materie prime di qualità e abbinamenti che vanno oltre l'ordinario. Ovosodo è anche ricerca e scoperta. Una cantina importante, degustazioni guidate, eventi esclusivi e format esperienziali trasformano ogni visita in un percorso da vivere. Non solo da assaporare. Dalla cena quotidiana alle serate speciali, dagli spazi intimi alle esperienze private. In un ambiente dinamico, raffinato e accogliente, dove il tempo rallenta e il piacere della tavola diventa protagonista. Un ristorante, una pizzeria, un luogo da vivere.